sono numeri terribili, siamo passati dal 2022 con 883 casi di aggressione in Veneto a 25.000 e quasi 26.000, vuol dire il 300% in più. Dall'altro c'è da dire che ci rallegriamo poco perché dover spendere 4 milioni di euro per poter difendere i nostri operatori significa che è un mezzo fallimento, cioè questo Paese deve andare giù con la mano pesante nei confronti degli aggressori dei sanitari. Noi comunque vogliamo difendere i nostri operatori, li difendiamo con tutta la serie di dispositivi e misure che mettiamo in campo. Questa è una delle idee, quindi un braccialetto, uno smart watch, definiamolo così, che ha una chiamata di emergenza, riesce a registrare, ti geolocalizza e quindi riesce a dare modo all'operatore di fare la chiamata senza dover prendere in mano un telefono e digitare, diciamo, magari i numeri della pronta emergenza. Dall'altro anche webcam, e questo è un progetto a latere sperimentale con gli operatori che possono anche filmare l'eventuale aggressione perché hanno, diciamo, direttamente sulla divisa, sul camice, ovviamente la webcam. La delibera appunto individua un tavolo di lavoro permanente, un tavolo permanente per quanto riguarda la sicurezza degli operatori sanitari con varie, diciamo così, insomma, professionalità sempre interne andrà a individuare anche le aree e i servizi a rischio, che noi immaginiamo siano sicuramente i pronti soccorsi, le maggiori aggressioni avvengono nei pronti soccorsi, ma possono essere tutti quelli legati alla salute mentale, CSM, come la guardia medica, ossia l'assistenza, quella esterna, pensiamo a qualche struttura, qualche guardia medica in qualche zona, insomma, di montagna o comunque, insomma, isolata. Quando parte una sperimentazione da voi che poi fa un po' da test per il resto del Veneto, forse anche d'Italia? Partiamo ad aprile, il tempo necessario per formare il personale in merito alle condizioni nelle quali deve essere utilizzato e come deve essere utilizzato, quindi un paio di settimane poi materialmente cominceremo.